Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. È finita a Rosarno la latitanza di Antonino Pesce, l'ultimo ricercato dell'omonimo clan. L'arresto questa mattina all'alba, quando gli inquirenti hanno fatto irruzione nell'appartamento in cui si nascondeva, non ha opposto resistenza. Dopo 4 anni ancora dubbi sulla morte di Carmela Paffile, l'80enne di Bisignano, morta nella sua abitazione, dubbi sul marito, processo in corso a Cosenza. I partiti discutono al loro interno per analizzare il voto di domenica scorsa. La situazione è più difficile nel PD, dove Magorno, smessi i panni del segretario regionale, lancia abbordate all'indirizzo di quelli che definisce topi che scappano. I dipendenti della provincia di Vibo da 2 mesi ancora senza stipendio, la protesta del presidente Niglia. Esordio casalingo per il neo allenatore del Catanzaro, Pancaro. Domani al Ceravolo arriva il Trapani, il Cosenza in trasferta a Bisceglie, la Regina ospita il Monopoli, il Rende di Scena Pagani. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, la cronaca in apertura, lo avete sentito, non ha opposto resistenza, ha alzato le mani e si è fatto arrestare. È finita così la latitanza di Antonino Pesce, l'ultimo ricercato dell'omonimo clan. L'arresto questa mattina all'alba. Pesce era ricercato da 1 anno, quando cioè sfuggì all'arresto nell'ambito dell'operazione Recherche che portò in carcere diversi affiliati al clan. Vediamo. Anche l'ultimo latitante della cosca Pesce di Rosarno è caduto nella rete degli inquirenti. Alle prime luci dell'alba di oggi, infatti, è stato individuato e arrestato Antonino Pesce, 26 anni. Nonostante la giovane età, è considerato elemento di vertice dell'omonima cosca. Ecco il momento dell'irruzione nell'appartamento in cui si nascondeva. Come gli altri esponenti del clan arrestati nei mesi scorsi, anche Antonino Pesce non aveva lasciato il suo territorio. I poliziotti lo hanno infatti scovato in uno stabile a Rosarno. Quando questa mattina gli uomini della squadra mobile del servizio centrale operativo hanno fatto irruzione, Antonino Pesce si è arreso senza opporre resistenza, ha alzato le mani e si è lasciato ammanettare. Era ricercato da oltre 1 anno, da quando cioè era sfuggito alla cattura durante l'operazione Recherche, con la quale fu smantellata la rete di fiancheggiatori che per anni avevano protetto la latitanza del boss Marcello Pesce, 54 anni, considerato il capo strategico del clan, arrestato nel dicembre del 2016 dopo 6 anni di latitanza. Con l'arresto di oggi sono stati tutti catturati i latitanti della cosca. Le indagini della polizia, con il coordinamento della DDA di Reggio Calabria, hanno consentito di individuare la zona in cui Antonino Pesce si nascondeva. Quando gli investigatori hanno avuto conferma che il 26enne si trovava in quell'appartamento, hanno isolato il condominio, quindi hanno fatto irruzione. Al vaglio degli inquirenti adesso la posizione di altre persone che si trovavano nello stabile. Antonino Pesce, secondo l'accusa, dalla latitanza avrebbe assunto la direzione della cosca. Tra l'altro era incaricato di gestire insieme ad altri esponenti di spicco dell'Andrina il trasporto su gomma dei prodotti agrumicoli dalla piana di Gioia Tauro verso altre regioni d'Italia. Dopo 4 anni dubbi sulla morte di Carmela Paffile, l'80enne di Bisignano morta nella sua abitazione, dubbi sul marito, il processo in corso a Cosenza. Vediamo. A distanza di quasi 4 anni dalla morte di Carmela Paffile, l'anziana donna trovata gravemente ferita nel giardino della propria abitazione in contrada Frassia di Bisignano e deceduta qualche giorno dopo in ospedale, il caso è ancora irrisolto. Il processo è in corso e vede come imputato il marito della donna, l'80enne Eugenio Barbieri. Fu lui a chiamare i figli in soccorso della consorte, distese in una pozza di sangue. Un incidente domestico? Così si poteva pensare in un primo momento, ma gli inquirenti non si fermarono alla prima ipotesi, la più scontata, e in questi anni di indagini e udienze la vicenda si è arricchita di particolari, di testimonianze, di precedenti, che hanno complicato la posizione dell'imputato. La vita coniugale dei 2 anziani, raccontata dai familiari, sarebbe stata caratterizzata da momenti di tensione, dissapori, violenze e una lunga separazione. Poi la tragedia del giugno 2014, la morte della signora Carmela, la disperazione dei figli e l'inizio di un iter giudiziario che riprenderà nel mese di aprile.
Cambiamo argomento, la politica, i partiti dopo il voto di domenica scorsa discutono al loro interno la situazione più difficile nel Partito Democratico, dove Magorno, smessi i panni del segretario regionale, lancia bordate all'indirizzo di quelli che definisce topi che scappano. Vediamo. L'analisi del risultato elettorale all'interno delle formazioni politiche è sempre esercizio molto complicato, anche se questa tornata ha delimitato in maniera chiara il campo dei vincitori e dei vinti. È quindi difficile utilizzare la vecchia formula del tutti vincitori. Il Rosatellum avrà 1000 difetti, ma un pregio va riconosciuto al sistema elettorale utilizzato, quello di indicare senza fronzoli o scappatoie linguistiche chi può sorridere e chi no. E così, mentre il segretario regionale del PD, il partito uscito malconcio dalle urne dopo aver lasciato l'incarico di responsabile dei Dem calabresi, da uomo libero, come dice lui, ha cominciato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, parlando di topi che scappano dalla nave che affonda, di responsabilità personali e dell'intero gruppo dirigente. Guarda al futuro, puntando al congresso regionale che deve rappresentare il nuovo inizio, senza né più giochi e giochetti. Per avere un'idea più chiara di ciò che Magorno sta ripetendo da qualche giorno, vi invitiamo a seguire l'intervista fatta all'ex segretario del PD in onda domani alle 15. Dunque si preannuncia una primavera calda, molto calda per i Dem calabresi, anche alla luce delle recenti polemiche che hanno investito il segretario provinciale Guglielmelli, a cui l'area che fa capo a Orlando ha chiesto le dimissioni. Dal centrosinistra al centrodestra, in Forza Italia, sia Roberto Chiuto che Iole Santelli rispondono a muso duro a chi tenta di offuscare il risultato ottenuto dal partito in Calabria, rispondendo alle punzecchiature di D'Ascoli, consigliere comunale di Reggio, che mette in evidenza il risultato ottenuto da Forza Italia nel Cosentino, che lo stesso giudica assai modesto. È evidente che questa sortita del consigliere va letta alla luce della disponibilità offerta dal sindaco di Cosenza di partecipare alla prossima tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale. Mario Chiuto, come si ricorderà, ha lanciato l'idea nei giorni scorsi di elaborare un progetto che vada oltre la vecchia politica. Di diverso tono la dichiarazione di Isabella Rauti di Fratelli d'Italia, che si congratula con la Calabria, che dice di averla riscoperta migliore, annunciando una sua visita nel mese di aprile per stringere la mano e ringraziare tutti. I dipendenti della provincia di Vibo Valentia da 2 mesi ancora senza stipendio, la protesta del presidente Niglia. Vediamo. Ormai il pagamento degli stipendi di chi lavora per l'amministrazione provinciale di Vibo Valentia è diventato un'utopia, non si vedono soluzioni. L'amara considerazione che i dipendenti dell'amministrazione provinciale vibonese fanno è a conferma del fatto che ormai da 2 mesi e mezzo non ricevono più alcuno stipendio. Al loro fianco il presidente della provincia di Vibo Valentia, che assicura che questa è una provincia pronta a fare la guerra. Andrea Niglia si scaglia contro le istituzioni che hanno girato le spalle al vibonese e si dice pronto ad assumere iniziative a tutela dei dipendenti. Questa è una provincia che deve ripartire. Noi abbiamo un istituto di credito che ad oggi si è messo di traverso di nuovo, che accantona già le spettanze del pagamento dei mutui del semestre con scadenza a giugno, già anticipato dal mese di gennaio, nonostante abbiamo avuto l'anticipazione di cassa. Quindi se loro procedono in questo modo ad accantonare le somme con i pochi trasferimenti che noi riusciamo ad avere ad oggi, non con i trasferimenti dei 2 fondi, ma con i trasferimenti legati alle entrate sicure, quindi le assicurazioni, l'IPT e quant'altro, la tassa sui rifiuti, abbiamo anche una parte legata tassa sui rifiuti e quant'altro, la COSAP, l'occupazione solo pubblico, la tassa sulla pubblicità, noi riuscivamo già a pagare il mese di dicembre. Ma se loro accantonano le somme del mese di dicembre, quindi il tutto poi si inclina, no? Io non vorrei che la bontà che ha avuto questa amministrazione, che hanno avuto fino ad oggi i dipendenti, che sono stati molto tranquilli, si possa trasformare in una situazione tale che noi ci metteremo sicuramente. Io rappresento non solo l'ente, ma rappresento anche i dipendenti. Siccome io li sento miei dipendenti, quindi tutelo non solo l'interesse dell'ente, ma tutelo principalmente l'interesse loro, che oggi è quello del pagamento di un loro diritto che è una loro spettanza. Questa provincia oggi ha finito di ascoltare favole e favolette, quindi ci metteremo sicuramente sul piede di guerra, perché ad oggi c'è da dire una cosa, che ho lavorato sempre nel massimo rispetto di tutte le istituzioni. Siccome a volte non mi sono sentito rispettare, e a volte quando ho chiesto aiuto
ad alcune istituzioni pensavo di aiutarmi immaginandomi le spalle nello stesso tempo, quindi vi posso dire che da presidente ho preso più pugnalate io che Cesare forse nel periodo dei Romani. Questa sarà sicuramente una provincia che si metterà certamente in guerra, perché abbiamo chiuso proprio di fare i buoni, di parlare, di cercare di tamponare. Questa ormai non si tampona più la situazione. A Cosenza, linea dura contro l'abbandono dei rifiuti. Il nucleo decoro urbano della Polizia Municipale oggi ha individuato ben 18 trasgressori. Vediamo. Cosenza ha scelto la linea dura al lavoro il nucleo di decoro urbano della città dei Bruzzi, che ha avviato ispezioni accurate nonché veri e propri appostamenti per combattere l'abbandono dei sacchetti di immondizia. In alcuni casi si è risaliti ai trasgressori grazie alle bollette lasciate nelle buste, in altri si è provveduto a bussare al numero civico ricordando di differenziare i rifiuti. Nella sola mattinata di oggi sono stati individuati 18 responsabili di un gesto incivile che potrebbe avere anche conseguenze giudiziarie. Gli agenti della polizia locale sono dotati di strumentazioni idonee che consentono di scoprire la provenienza della busta lasciata in strada. L'ispettore Luca Tavernese, su disposizione del comandante Giovanni De Rose, ha predisposto i controlli. Nel centro storico e nei pressi dell'autostazione rinvenute molte siringhe utilizzate dai tossicodipendenti. Nei due siti, per espressa volontà dell'amministrazione municipale, si è provveduto alla bonifica. Ora le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Un'area di 2000 metri quadrati nelle vicinanze del Parco delle Serre, dove sorge la centrale a biomasse, è stata sequestrata dagli investigatori della sezione ambiente e territorio della Polizia Giudiziaria di Stanza nella procura di Vibo Valentia e dai carabinieri forestali di Serra San Bruno. L'amministratore unico della società è stato denunciato. I carabinieri hanno arrestato a Taurianova e posto ai domiciliari un 29enne incensurato con l'accusa di commercio di sostanze dopanti e ricettazione. L'uomo, noto come assiduo frequentatore di palestre, sospettato di ricorrere a farmaci vietati, è stato bloccato dai militari della compagnia cittadina mentre si recava all'ufficio postale con un pacco in mano all'interno del quale sono state trovate decine di compresse, fiale e flaconi di vari farmaci di cui è vietato il commercio perché spesso usate come sostanze dopanti. Un capannone industriale in disuso adibito a piantagione di marijuana, la scoperta fatta dai carabinieri della compagnia di Taurianova, che hanno trovato all'interno oltre 1020 piante dell'altezza variabile tra i 50 cm e il metro di altezza. I militari hanno arrestato il proprietario del capannone, un 46enne, agli arresti domiciliari. In manette a Gioia Tauro un commerciante di 44 anni, l'accusa è di tentata estorsione, l'arresto dei carabinieri dopo una segnalazione al 112. A Palmi adesso, perché nella sede dell'Ordine dei Commercialisti la riunione dell'Associazione Internazionale che raggruppa le istituzioni regionali rappresentative dei revisori contabili e dei commercialisti di 3 paesi, Francia, Italia e Spagna. Vediamo. L'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Palmi ha ospitato nella propria sede di Gioia Tauro una riunione dell'Associazione Internazionale che raggruppa le istituzioni regionali rappresentative dei revisori contabili e dei commercialisti di 3 paesi, Francia, Italia e Spagna, di cui l'Ordine dei commercialisti di Palmi ne fa parte. L'AMA, questo è il nome dell'organizzazione transnazionale che sta per Arco Mediterraneo dei professionisti contabili, è stata fondata nel 1992 ed annovera 23 membri corrispondenti a istituzioni professionali dei 3 paesi che si affacciano sul Mediterraneo e che rappresentano nei loro rispettivi paesi più di 39.000 professionisti. A fare gli onori di casa il presidente dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Palmi, Antonio Repaci. L'associazione ha deciso di fare un consiglio direttivo presso l'Ordine di Palmi, che quindi noi ospitiamo con molto piacere per
tantissimi motivi. Uno, perché noi calabresi in genere siamo ospitali, e due, perché ovviamente un momento di scambio tra professioni simili che possono in qualche modo interagire e possono favorire lo scambio e i collegamenti tra professionisti di qua e professionisti francesi e spagnoli. L'associazione si propone di facilitare le relazioni internazionali operative dei professionisti membri delle istituzioni associate attraverso la promozione di azioni e di progetti nei settori in cui la cooperazione e le sinergie internazionali risultano più efficaci. Ancora per le iniziative, il Rotary di Cosenza ha assegnato il premio Telesio al professor Francesco Rubino, titolare della prima cattedra universitaria al mondo di chirurgia bariatrica e metabolica. Vediamo. La chirurgia bariatrica, che diventa chirurgia metabolica, erano i primi anni 2000 quando il professor Rubino, operando i suoi pazienti affetti da obesità, cominciò a capire che non era casuale il rapporto tra l'intervento e l'effetto benefico sulla glicemia nei soggetti diabetici. Un'intuizione che ha aperto un varco nella cura di una patologia tra le più diffuse e invalidanti, che sembrava imbattibile. Anni di ricerca e di risultati che sono valsi a Rubino un ruolo centrale nella chirurgia gastrointestinale metabolica, prima a New York, poi a Londra. Francesco Rubino è un calabrese, di Cosenza come Bernardino Telesio, filosofo che dà il nome al premio assegnato dal Rotary alle eccellenze calabresi. Un riconoscimento come quello che mi si dà oggi da parte del Rotary è una cosa che mi fa pensare che non siamo stranieri in casa nostra, che siamo ancora ricordati come uno di voi, io sono uno di voi, e mi fa piacere pensare che quando qualcuno dalla nostra terra riesce ad affermarsi o fare qualcosa fuori, questa cosa si sente un po' come una cosa di tutti. Ma cosa succede all'organismo dopo l'intervento all'apparato gastrointestinale? Un intervento chirurgico che cambia l'anatomia dell'intestino è capace di cambiare il metabolismo degli zuccheri. Infatti questa intuizione poi è stata verificata dalle prove sperimentali e oggi si guarda l'intestino come un target, come un organo bersaglio non solo per la terapia chirurgica, che oggi è diventata attualità, ma anche per future terapie e anche strategie di prevenzione che cerchino di andare alla causa del problema piuttosto che maneggiare il diabete in maniera così, non dico palliativa, ma comunque conservativa come è stato fatto finora. La Calabria è una delle aree a maggior rischio per obesità e diabete ed è proprio qui che l'esperienza del professor Rubino ha guidato la nascita di un centro di eccellenza nella chirurgia bariatrica. Sono molto orgoglioso del centro dell'Annunziata di Cosenza e della leadership del dottor Urso, che con me è stato un collega e è stato anche tante volte a Londra e anche in altri luoghi dove abbiamo potuto insieme discutere la possibilità di aprire a Cosenza un servizio di questo genere. Oggi è una realtà e quindi questo mette Cosenza all'avanguardia in questo tipo di chirurgia. Restiamo a Cosenza, è stata intitolata al rettore Giulio Palma la biblioteca del Convitto Nazionale Bernardino Telesio. Circa 40 anni della sua carriera ad educare prima come vice rettore e poi come rettore i ragazzi del Convitto Nazionale Bernardino Telesio di Cosenza. Ecco perché nel centenario della nascita è stata intitolata a suo nome la biblioteca dell'antica istituzione cittadina. Il professore Giulio Palma ha svolto un ruolo di primo piano anche nella vita politica calabrese. La cerimonia di intitolazione è stata preceduta da un convegno di carattere pedagogico, con testimonianze anche sulla sua figura, intitolato Le istituzioni educative ieri, oggi e domani, coordinato dalla direttrice della biblioteca del liceo classico Bernardino Telesio, la professoressa Antonella Giacoia. Alla presenza di numerose autorità cittadine, il ringraziamento della famiglia Palma è stato affidato al figlio Francesco. Grande successo dopo 3 mesi dell'inaugurazione per il museo multimediale Cosenza Itinera a Villa Rendano. Vediamo. A soli 3 mesi dalla sua apertura, il Museo Multimediale Cosenza Itinera, ubicato nella dimora storica di Villa Rendano di Cosenza, sta riscuotendo un notevole successo e lusinghieri risultati. Nei primi 3 mesi sono quasi 5.000 le persone che hanno visitato il museo. Inizialmente si pensava che fosse un luogo attrattivo soprattutto per le scuole, che effettivamente vengono quotidianamente in numeri abbastanza notevoli, ma ciò che ci inorgoglisce è che sono i cittadini
a avvertire pienamente l'operazione che è stata fatta dalla Fondazione Giuliani, cioè quella di rimettere la città nel cuore degli abitanti. Tutte le persone che magari entrano anche a volte con un po' il dubbio di trovare una spettacolarizzazione o comunque qualcosa di troppo ludico, in realtà escono così, diciamo, orgogliosi di appartenere a questa città e di aver rivisitato, seppur in breve tempo, perché il percorso dura 40 minuti, i momenti più importanti della storia della città e di aver rivissuto attraverso lo storytelling dei personaggi della storia gli episodi che hanno effettivamente caratterizzato e connotato la nostra storia. Forte dei risultati raggiunti, che sono frutto della varietà dei temi che affronta e del perfetto connubio tra tecnologia digitale e didattica multidisciplinare, il museo si aprirà a nuove ed interessanti attività, diversificate in base all'utenza. Sono state già istituite 2 giornate a settimana dedicate alle famiglie, nelle quali genitori, nonni e bambini ricevono un kit gratuito con attività di approfondimento da svolgere insieme all'interno della villa. Al termine del tour multimediale, un simpatico gadget per tutti i bambini. Cosenza Itinera, inoltre, offre la possibilità di festeggiare i compleanni dei bambini in maniera originale e divertente, regalando un emozionante viaggio nella cultura ed un volo a 360 gradi sulla città di Cosenza con gli speciali visori VR, oltre a numerose altre attività. Il valore dello sport con Giacomo Crosa, l'incontro a Castrolibero all'Istituto Superiore. Il giornalista e atleta ha raccontato la sua vita senza tralasciare la memorabile esperienza ai Giochi Olimpici. Vediamo. Quando io dico che lo sport è cultura, create la vostra cultura dello sport, non siate superficiali, perché nello sport potete trovare delle storie che sono altre che i romanzi che si trovano in libreria, ma storie vere. Ha portato la sua testimonianza prima da atleta e poi da giornalista Giacomo Crosa, che ha incontrato gli studenti del liceo sportivo di Castrolibero in un incontro voluto dal Comitato Centri Sportivi Aziendali e Industriali di Cosenza e organizzato in sinergia con il Circolo della Stampa Maria Rosaria Sesse. Crosa ha ripercorso davanti gli occhi stupiti dei giovani studenti i fatti salienti dei Giochi Olimpici del Messico del 1968, particolarmente significativi dal punto di vista sportivo, storico e sociale, di cui quest'anno ricorre il 50°, per soffermarsi poi sulla sua esperienza personale, quando, appena 21enne, ottenne il primato italiano di salto in alto, ancora oggi il migliore ottenuto da un atleta italiano. All'incontro, preceduto dai saluti istituzionali della dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore di Castrolibero, Yolanda Maletta, hanno partecipato anche il sindaco di Castrolibero, Giovanni Greco, oltre al presidente del Circolo della Stampa di Cosenza, Franco Rosito, i delegati del CONI di Cosenza, Francesca Stancati, il delegato CIP provinciale, Deborah Granata, il delegato FIDAL Cosenza, Vincenzo Caira. Siamo allo sport, al calcio, esordio casalingo per il neo allenatore del Catanzaro Pancaro. Domani al Ceravolo arriva il Trapani, il Cosenza in trasferta a Bisceglie, la Regina ospita il Monopoli, il Rende di scena a Pagani. Vediamo. Giochiamo senza paure mentali, questo è il diktat di Mr. Zeng alla vigilia della gara casalinga con la Samp, che ha allenato nel 2015 e dalla quale è stato esonerato nella stessa stagione. Nessuna rivalsa, ma il pensiero ora va alla salvezza da raggiungere con gli squali. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, come ho sempre detto, partita per partita. Nel mezzo di un tour de force, il Cosenza che vuole riscattare l'amarezza subita a Viterbo nei 2 impegni che l'attendono fra domani e mercoledì. Si comincia a Bisceglie contro una delle formazioni più in palla del momento. L'unica richiesta del tecnico Braia è quella di non ripetere la prova di Caserta, unica prestazione sottotono sfoderata dai lupi dal mese di novembre. Poi toccherà a lui scegliere gli uomini e gli schemi giusti per raggiungere lo scopo. È anche giusto che questa squadra qui ora dia una risposta concreta e che dimostri sul campo quello che vale, al di là di tutte le chiacchiere che ci possono essere. Noi non abbiamo mai smesso, a parte Caserta, di giocare da squadra, perciò io sono tranquillo, credo nei ragazzi, credo in una risposta dei miei ragazzi. Noi il modo di giocare nostro è quello e per adesso non lo cambiamo.
Al fischio finale si tornerà a pensare alla Coppa Italia. Mercoledì alle 14:30 per i rossoblù sarà un'opportunità cruciale per migliorare la propria posizione ai play-off. Servirà una prova di forza del Cosenza, spinto dai propri tifosi. Potrebbero essere tanti nonostante l'orario, considerati i prezzi simbolici applicati. €1 per la curva sud e 2 per la tribuna A, al 50% gli altri settori. Esordio casalingo invece per il neoallenatore delle Aquile Pippo Pancaro, che non promette effetti speciali ma solo il massimo impegno. A lui il compito di risollevare le sorti di una squadra già sottoposta ad un cambio in corsa. Non possiamo parlare di obiettivi, l'obiettivo nostro è fare il massimo di quello che possiamo fare. Questo mi ha chiesto la società. Il massimo oggi non lo sappiamo neanche noi qual è, però sicuramente faremo in modo di tirare fuori il meglio di quello che noi possiamo fare. La regina chiede l'aiuto del Granillo, gli Amaranto affrontano il Monopoli e il patron Praticò confida nella risposta del pubblico per riuscire a dare una mano alla squadra di Maurizi in una sfida molto delicata. Tutti assieme, appassionatamente partecipare a questa partita, perché la squadra ha bisogno dei tifosi, ha bisogno di tutti noi. Dobbiamo andare verso una salvezza per pensare al futuro. Quindi vi aspettiamo tutto al Granillo per spingere la squadra verso la vittoria, che è fondamentale. Il Rende invece viaggia con il vento in poppa verso Pagani, dove spera di ripetere il successo dell'andata per proseguire nella serie positiva. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Sul Mediterraneo centrale è in atto una rimonta anticiclonica di matrice africana, indotta da una profonda circolazione ciclonica presente in Atlantico. Previsto per la Calabria quindi un fine settimana di pieno stampo primaverile, soprattutto nella seconda parte di sabato e nella giornata di domenica. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani sarà una giornata di piena primavera con semplici velature innocue di passaggio sul territorio, temperature in ulteriore lieve aumento. Passiamo ora ai mari e ai venti. Per domani i venti moderati da sud sullo Ionio e su basso Tirreno con mare mosso. Deboli sempre da sud sui restanti settori del Tirreno con mare poco mosso. Prima di salutarci vi ricordo come sempre il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.